Giovanni, capitolo 11, leggeremo dal primo verso, perché la storia è così bella e particolare che va letta tutta. Un miracolo meraviglioso compiuto da Gesù, quello della resurrezione di Lazzaro. Giovanni capitolo 11 dal primo verso. Dio sia lodato. Amen. C'era un ammalato, un certo Lazzaro di Betania, del villaggio di Maria e di Marta, sua sorella. Maria era quella che unse il Signore di olio profumato e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Lazzaro, suo fratello, era malato. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco, colui che tu ami è malato. Gesù, udito ciò, disse: questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Or Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Come ebbe udito che egli era malato, si trattenne ancora 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: torniamo in Giudea. I discepoli gli dissero: Maestro, proprio adesso i giudei cercavano di lapidarti e tu vuoi tornare là? Gesù rispose: non vi sono 12 ore nel giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo. Ma se uno cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui. Così parlò. Poi disse loro: il nostro amico Lazzaro si è addormentato, ma vado a svegliarlo. Perciò i discepoli gli dissero: Signore, se egli dorme sarà salvo. Or Gesù aveva parlato della morte di lui, ma essi non pensarono che avesse parlato del dormire, del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto, e per voi mi rallegro di non essere stato là, affinché crediate, ma ora andiamo da lui. Allora Tommaso, detto Didimo, disse ai condiscepoli: andiamo anche noi per morire con lui. Gesù dunque, arrivato, trovò che Lazzaro era già da 4 giorni nel sepolcro. Or Betania distava da Gerusalemme circa 15 stadi, e molti giudei erano andati da Marta e Maria per consolarle del loro fratello. Come Marta ebbe udito che Gesù veniva, gli andò incontro, ma Maria stava seduta in casa. Marta dunque disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. E anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. Gesù le disse: tuo fratello risusciterà. Marta gli disse: lo so che risusciterà nella risurrezione, nell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Credi tu questo? Ella gli disse: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio che doveva venire nel mondo. Detto questo, se ne andò e chiamò di nascosto Maria, sua sorella, dicendole: il Maestro è qui e ti chiama. Ed ella, udito questo, si alzò in fretta e andò da lui. Or Gesù non era ancora entrato nel villaggio, ma era sempre nel luogo dove Marta lo aveva incontrato. Quando dunque i giudei che erano in casa con lei e la consolavano videro che Maria si era alzata in fretta ed era uscita, la seguirono, supponendo che si recasse al sepolcro a piangere. Appena Maria fu giunta dove era Gesù e l'ebbe visto, gli si gettò ai piedi, dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto.
Quando Gesù la vide piangere e vide piangere anche i giudei che erano venuti con lei, fremette nello spirito, si turbò e disse: dove l'avete deposto? Essi gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù pianse. Questo è il verso più breve della Bibbia. Gesù pianse. Perciò i giudei dicevano: guarda come l'amava. Ma alcuni di loro dicevano: non poteva lui, che ha aperto gli occhi al cieco, far sì che questi non morisse? Gesù dunque, fremendo di nuovo in se stesso, andò al sepolcro. Era una grotta e una pietra era posta all'apertura. Gesù disse: togliete la pietra. Marta, la sorella del morto, gli disse: Signore, egli puzza già, perché siamo al 4° giorno. Gesù le disse: non ti ho detto che se credi vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù, alzati gli occhi al cielo, disse: Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò ad alta voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì con i piedi e le mani avvolti da fasce e il viso coperto da un sudario. Gesù disse loro: scioglietelo e lasciatelo andare. Perciò molti giudei che erano venuti da Maria e avevano visto le cose fatte da Gesù credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e raccontarono loro quello che Gesù aveva fatto. Amen. Fin qui la lettura della parola del Signore. Accomodatevi pure. Alleluia. Una lunga lettura, però piacevole lettura. Quando si legge di Gesù, di quello che egli ha fatto, non possiamo che dire amen. Alleluia. Gesù è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Lui non cambia mai. Quello che leggiamo del Vangelo ci incoraggia a credere ancora in Gesù, a credere in Lui, ad affidarci completamente nel Signore, nel nostro Gesù che è il nostro Salvatore. Alleluia. Questo miracolo, questa resurrezione di Lazzaro rappresenta quella che spiritualmente è la nostra resurrezione, perché anche noi eravamo morti nei nostri falli, nei nostri peccati. Amen? Amen. Alleluia, perché così ci rivela la parola di Dio, che il salario del peccato è la morte. E se vivevamo nel peccato, eravamo morti spiritualmente. Alleluia. Ma come Gesù ha rivolto la sua parola a quel morto, a Lazzaro, chiamandolo per nome, la sua parola un giorno è giunta a noi. E ci ha chiamati in novità di vita. Ci ha chiamati a vivere per Lui, spiritualmente parlando. Amen? Amen. Alleluia, gloria a Dio. Non siamo più morti nel peccato, ma siamo nati di nuovo. Amen? Alleluia, nascere di nuovo è qualcosa che ogni credente deve sperimentare. Il cambiamento è qualcosa che dobbiamo assolutamente sperimentare. Non sono più io che vivo, dice l'Apostolo Paolo, ma ora Cristo vive in me. Quindi quando si incontra Gesù, la vita cambia. Amen? Alleluia, gloria al Signore. Ma vogliamo un po' vedere qualche punto di questa bellissima storia. Intanto sembra di capire che Gesù era molto legato a questa famiglia.
Giovanni sottolinea che Maria era quella che unse il Signore di olio profumato, ricordate? E gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Quello che fece è qualcosa che ha onorato il Signore. E quella donna viene ancora onorata, anche in questo passo della Scrittura. Quello che facciamo per onorare il Signore non verrà mai dimenticato. Amen. Se lo dimenticano gli uomini, il Signore non lo dimenticherà mai. Alleluia. Quindi sembra di capire che Gesù frequentasse questa famiglia, composta da 2 sorelle e questo fratello, Marta, Maria e Lazzaro si è ammalato. Le sorelle vanno a portare la notizia a Gesù, gli comunicano che Lazzaro sta male e Gesù non interviene subito, non parte subito, ma leggiamo nella Scrittura che egli si trattenne ancora. Questo ci fa comprendere come a volte il Signore si trattiene perché quello che deve farci vedere è qualcosa di grande e di meraviglioso. Amen. E a volte come credenti, uomini fatti di materia, non sappiamo che pensare quando il Signore ritarda alla nostra richiesta. È vero? I dubbi sorgono. Alleluia, Dio ci dia grazia di vincere ogni dubbio e per la fede continuare a credere che Egli può ogni cosa. Se ritarda, è scritto aspettalo, ma per certo Egli verrà. Il Signore ha scelto di ritardare il suo intervento e ha visto in questa malattia un'opportunità per manifestare la sua gloria. Amen. Amen. Alleluia, sia questa la nostra visione. Se viviamo un problema, una difficoltà, non vogliamo scoraggiarci subito o scegliere di scoraggiarci subito. Vogliamo rivolgerci prima di tutto a colui che può ogni cosa. È vero? Non perderti d'animo. Hai conosciuto il Signore? Lo conosci? Sai chi è? Rivolgiti a Lui. Amen. Alleluia. Stiamo parlando di qualcosa che può avvenire solo se si ha fede, se si crede senza vedere, se si ha comunque la certezza, senza vedere e toccare con mano. Gloria al Signore. E a questo siamo chiamati, ad avere fede nel Signore. Alleluia. Dice Gesù, questa malattia non è per la morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio sia glorificato. Alleluia. La nostra preghiera quando ci sono le difficoltà sia proprio questa. Signore, ti prego che questo mio grande bisogno sia per la tua gloria. Amen. Amen. E il Signore manifesterà la sua gloria. Alleluia, gloria al Signore. I discepoli non comprendono quello che dice Gesù, non comprendevano neanche le sorelle quando parlano con Gesù. E questo ci fa comprendere come, anche se credenti, non abbiamo quella visione spirituale necessaria per poter vincere le barriere che si pongono davanti a noi e che ci ostacolano. A volte non comprendiamo che il Signore ha un piano più grande. Alleluia. Dio ci dia grazia invece di comprendere. Dio ci dia grazia di avere una mente, non solo un cuore, ma anche una mente aperta alle cose dello Spirito. Amen. Le cose dello Spirito sono cose grandi, non riusciremo mai a comprenderle se ci fondiamo sulla nostra intelligenza, sulla nostra preparazione culturale. Non riusciremo mai a comprendere i misteri di Dio.
Solo con un'apertura spirituale possiamo recepire quelle rivelazioni spirituali che vengono dal Signore. Alleluia. I discepoli non comprendevano. Gesù diceva: Lazzaro non è morto, sta dormendo, adesso vado a svegliarlo. Se dorme, sta bene. Dicevano così perché avevano paura di muoversi, di lasciare quel posto che era sicuro per loro, perché i giudei volevano lapidare Gesù. E se volevano lapidare Gesù, lapidavano sicuramente anche i discepoli. Quindi i discepoli reagiscono per paura. E tante volte reagiamo male noi a certe situazioni per paura. Chi confida nel Signore non deve avere paura. Siete d'accordo? Amen. Amen? Alleluia, perché il Signore è fedele, può ogni cosa, può vincere anche la morte. Alleluia. E Gesù ha vinto la morte sulla croce. Ma in quel momento non era ancora andato in croce, ma ha manifestato la sua vittoria sulla morte. Amen? Amen. Alleluia. Si incamminano. Marta va incontro a Gesù. Tutte e due le sorelle dicono la stessa cosa. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gloria al Signore. Sembra quasi un rimproverare il Signore, no? Perché tu che ci ami non sei venuto subito? Prima che mio fratello morisse, tu potevi toccarlo. Alleluia. Io so che per il Signore non è mai troppo tardi. Siete d'accordo? Per il Signore non è mai troppo tardi. Alleluia. Poi dice qualcosa che credo la spinge la fede anche a dire: e anche adesso so che tutto quello che chiederai a Dio, Dio te lo darà. E Gesù risponde a questa fede rivelandogli: tuo fratello risusciterà. Ma Marta dice: sì, lo so che risusciterà, però risusciterà nella risurrezione, nell'ultimo giorno, era anche preparata dottrinalmente. Ma a cosa serve la preparazione dottrinale a volte se non c'è una visione spirituale? Siete d'accordo? Ci sono molti che studiano la Bibbia, molti dottori della legge, ma non è detto che conoscono chi è Gesù. È vero? Li avete incontrati? Io mi ricordo a scuola avevo un insegnante. Appena saputo che ero evangelico, cristiano evangelico, tutto che si sfoggiava, c'era da maestro, perché lui era un insegnante di lettere e studiava anche la dottrina, la parola, non si definiva un cristiano, e mi prendeva sempre di mira, no? A un certo punto gli ho detto: guardi, tutte queste nozioni storiche e date, io non le so come lei le sa, ma so che Gesù è vivente. Amen. Ed è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Che Gesù è la dimostrazione dell'amore di Dio e della potenza di Dio. E chiunque crede in Gesù è salvato per la sua grazia. Così gli ho detto. Avevo 14 anni. E quest'uomo non ha saputo cosa dirmi. Voleva confondermi con date, nozioni, ma Marco è stato scritto prima di Matteo, perché nella Bibbia si trova prima Matteo e poi... Ma sono domande che io non so risponderti, non so rispondere a queste domande. So che c'è un canone biblico, è stato messo così l'ordine, ma so che al di là di queste cose c'è la realtà meravigliosa che Cristo è salvezza. Amen. 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 Alleluia. E Marta, vedete, sì, lo so che risusciterà nell'ultimo giorno. Era anche preparata dottrinalmente.
ma non aveva capito quello che Gesù gli aveva rivelato. Tuo fratello risusciterà. Alleluia. E poi gli spiega Gesù: io sono la risurrezione. Amen. Io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Amen. Perché crediamo che ancora c'è un'esistenza dopo la morte terrena. Alleluia. È perché Gesù ce l'ha detto: chi crede in me, anche se muore, vivrà. Amen. Amen. Alleluia. E chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Alleluia. Ci crediamo a questo? Amen. Morirai? Moriremo? Materialmente, fisicamente. Forse se non ritorna il Signore prima. Alleluia. Ma dopo la morte fisica si sarà aperto il cielo. E quella è la vita eterna. Alleluia. Staremo per sempre con Gesù. Alleluia. La nostra vita non cesserà mai. Alleluia. Come è eterno il Signore Dio, così saremo eterni anche noi. Gloria a Dio. È una bella prospettiva, o no? Gloria al Signore. Alleluia. Poi Maria chiama di nascosto, Marta chiama di nascosto Maria, sua sorella, che si era nascosta, dicendogli: Maestro è qui, ti chiama, vai da lui. Si alzò subito, andò incontro a Gesù, e appena Maria fu giunta dove era Gesù, gli si getta ai piedi, piange e gli dice la stessa cosa che ha detto la sorella: Signore, se tu fossi stato qui. Alleluia. Gesù la vide piangere, vede piangere anche gli altri, ed è scritto nella parola: fremette nello spirito, si turbò. Poi quando chiede: dove l'avete messo, dove l'avete deposto, vieni a vedere. Leggiamo questo che è il verso più breve della Bibbia: Gesù pianse. E questo vi fa comprendere, ma anche perché l'ho sperimentato. Tutte le volte che ho pianto, Gesù ha condiviso il mio pianto. Tutte quelle volte che sono stato da solo con Lui ha condiviso ogni cosa della mia vita, delle esperienze anche negative che ho fatto, dei dolori, delle dispiaceri che ho avuto, che ho vissuto, come tutti, no? Quando io ho pianto, ho sentito che Gesù era vicino a me. E quando mi sono aperto, chiedendo al Signore di aiutarmi, il Signore ha asciugato le mie lacrime. Ma non fisicamente parlando, rassicurandomi nel cuore. Sono qui dentro di te. Abbi fede nel mio nome. Amen. Alleluia. Gesù stava preparando questo grande miracolo. Dice: togliete la pietra dal sepolcro. Era una grotta, c'era una pietra grande. Alleluia. E grazie a Dio, perché l'ostacolo che ci separava dalla salvezza, Lui solo ha potuto toglierlo. Amen. Mi capite? Se penso a quei momenti prima che incontravo Gesù, altro che masso, c'era un peso e da solo non riuscivo a spostare quel peso. Volevo uscire fuori, ma non potevo. Ma per la grazia di Dio, non so come ha fatto, in un istante ha spezzato delle catene nella mia vita. Ha tolto ogni ostacolo e in un istante mi sono sentito libero di andare da Gesù. Ho sentito quella chiamata: non Lazzaro, vieni fuori. Io ho sentito: Marco, vieni fuori. Alleluia.
Gloria al Signore. Prima del miracolo, cosa fa Gesù? Prega il Padre. E nella sua preghiera mostra una meravigliosa certezza. Quando dice: io so che tu mi hai esaudito. Gloria a Dio. Quante volte abbiamo detto, prima ancora di vedere le cose fatte da Gesù per noi, no? Gesù, io so che tu mi hai già esaudito. Pochissime volte, forse nessuna. Ma vogliamo arrivare a questo livello. A dire: Signore, io ti sto pregando, ma ti ringrazio già, perché so che tu mi hai esaudito. Alleluia. Nel nome di Gesù. Amen. Alleluia. Gesù eleva questa preghiera al Padre. Ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre, ma ho detto questo a motivo della folla che mi circonda, affinché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, finita la preghiera, si rivolge al morto. Alleluia. E gridò ad alta voce: Lazzaro, vieni fuori. Ho sentito una predicazione su questo: Lazzaro, vieni fuori. E il fratello che predicava diceva: se non avesse detto il nome di Lazzaro, tutti i morti sarebbero venuti fuori. Perché di fronte a quella parola nessun morto poteva stare chiuso. Amen. Amen. Tanto per dare l'idea della immensa potenza di Cristo. E chiamò Lazzaro: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì con i piedi e le mani avvolte da fasce e il viso coperto da sudario. Vogliamo per un momento pensare a questo che abbiamo letto, soprattutto a questo verso 44. Il morto uscì con i piedi e le mani avvolti da fasci e il viso coperto da un sudario. Molti credenti, anche se chiamati a salvezza e ricevono salvezza, a volte escono fuori dalla tomba del peccato, della morte, con qualche legame. E sono credenti, definisco io, che godono a metà. E purtroppo oggi la Chiesa è piena di credenti che godono a metà, perché ancora hanno le mani e i piedi fasciati e il viso coperto da sudario, perché si nascondono e non vogliono farsi vedere per vergogna. Non riescono a camminare nelle vie del Signore come il Signore desidera. E le mani sono inoperose, sempre legate. Non riescono a lavorare nel campo del Signore per il regno di Dio. Amen. Amen. Alleluia. Gloria a Dio. E allora cosa dire? Signore, mi hai chiamato? Fa che ogni legame sia tolto dalla mia vita. Amen. Ci sentiamo liberi. Amen? Amen. Ci sentiamo liberi? Alleluia. Mi riferisco adesso a quel cantico che abbiamo cantato. Hai conquistato ogni parte di me. Hai conquistato i miei piedi, Signore. Parliamo solo del cuore. I piedi che devono camminare nelle tue vie sono liberi da farlo. E le mani, quello che troviamo scritto, quello che la tua mano trova da fare, falla. Cosa posso fare per te, Signore? Credenti vivono continuamente nell'assillo. Cosa posso fare per te, Signore? E non fanno nulla. Però continuano a pregare: cosa posso fare per te, Signore? E non fanno nulla, perché le mani sono legate. Gloria al Signore. Quando il Signore chiama,
ci chiama a salvezza, a vita eterna, ci chiama anche a libertà. Amen. Cristo libera. Amen. E se ancora senti di avere qualche legame nella tua vita che non ti fa sentire appieno libero, libera, chiedi al Signore, ora, questa mattina: Signore, io so che sono salvato, ma liberami. Amen. Voglio camminare come tu hai camminato, Signore. Voglio lavorare per te. Il mio volto non sia nascosto, ma che tutti possano vedere la gioia che esprime il mio volto. Alleluia. La gioia per la tua salvezza. La gioia perché ero morto ed ora sono vivo. Che tutti possano vedere, Signore. Io non voglio nascondermi, ma voglio che tutti vedano il mio volto e che attraverso me possano vedere il tuo volto, Signore. Amen. Gloria.